questo blocco, dicevo, finale 100 dorso assoluti maschi. Corsia 1, Luca Crivelli, nuoto gemonese. Corsia 2, Enrico Aguiari, 2001 team. Corsia 3, Federico Mestroni, Arca team. Corsia 4, Nicolò Trabacchin, team Veneto. In 5, Marco Deano, Arca team. Corsia 6, Davide Bizzotto, Antares nuoto. Alla 7, Jacopo Sandri, Zeus Lab Montebelluna. Alla 8, Filippo Sbrissa, Zeus Lab Montebelluna. E quindi l'ultima finale sulle 4 vasche a pancia in su, 53,64 è il record della manifestazione di Robert Bogar del 2016. Miglior tempo in batteria Nicolò Trabacchin, team Veneto, ha nuotato 56,86 della mattina. Marco Deano alla 5, secondo ai criteri in questa gara, 26,66 prende la leadership Trabacchini, 27-23, Mestroni 27-55 in terza posizione. Invariate sembrerebbe la situazione anche ai 75 con Marco Deano che incrementa il ritmo della bracciata, inserisce il colpo delle gambe per andare a trionfare nei suoi 100 l'orso, 54,81 su Nicolò Trabacchin, 55,88 e Fede Mestroni 56,70.